Pensi che questa esperienza abbia messo in discussione le tue idee sulla felicità? La felicità sto capendo, perché è una cosa che si capisce piano piano, giustamente. Ho imparato che è uno stato mentale che decidi di importi sostanzialmente inizialmente, poi decidi di mantenere. E nel mio caso si raggiunge quando smetti di vivere di aspettative nella vita. Quindi di aspettative però create dai social media, dalle persone attorno a te, quindi da altre persone, di smettere di vivere proiettato nel futuro. E una volta che smetti di proiettare il concetto di felicità in qualcosa di futuro, appunto, no? E lo proietti su qualcosa di presente che puoi avere in questo momento, allora la vita rallenta, inizi ad apprezzare tante cose, a fare quello che vuoi fare e a entrare in questo stato mentale di entusiasmo anche della vita, no, Certo, e da quella la felicità poi non è arriva. facile. No, 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 è